c'era un ramarro qua. Allora noi abbiamo deciso di farci un po' di male, andare in bici di prima mattina a fare questi sentieri. Tieni conto che io di mattina non faccio neanche colazione di solito, cioè 2 o 3 biscottini col caffè, quindi ci sono un po' di fiori strani che tra un po' te li riprenderò con la musichetta. Sì, ti c'avi la musichetta. E i cartelli, allora qua dice il giardino del drago, forse era da fare anche quello, mentre di qua ci sono i cani, il cane romano, il Macan Cuba Libre là, un altro cane, Bulina cane, Avilda, sarà parente a Vilma, una del mio paese, Kulko Zoran e Slavisa. Boh, io vorrei farli tutti e due, prestando attenzione perché qua ci sono le zecche, quindi molta attenzione, stiamo nei sentieri. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Ragazzo, sinceramente, no, andiamo dai cani, che è pianura. Così hai conferma di quanto le puntine del mondo è un canale cialtrone, cioè c'è la salita anche di là. No grazie, casomai dopo pranzo vediamo, ma adesso no. Niente, ci abbiamo voluto provare comunque a vedere un po' com'era la situazione, che mi ho detto magari a un certo punto non è più ripida per il giardino del drago, invece no, ripida, quindi niente dai. Ragazzo, siamo arrivati al campo rom. Io adesso direi che ci sta benissimo un bel pranzetto, dopodiché andiamo a fare una girata, andiamo a vedere dall'altra parte cosa ci può essere. La cosa bella è che qui, altro che gradino, ti puoi tirare giù anche la tenda del camper, perché è usanza, diciamo che la gente non rompe i coglioni, cioè vivi e lascia vivere se non dà fastidio, anche perché, ragionaci un attimo, adesso io non so se tu che stai guardando sei camperista oppure no, ma in ogni caso, se siamo in un parcheggio e non rubiamo ovviamente 2 posti macchina, cose strane, no? Che fastidio dà che uno apre la tenda del camper, il tendalino, no? Che fastidio dà? O anche il discorso della libera, cioè che fastidio ti dà che uno sta qui a dormire, cioè capisci? Non ha senso. Infatti loro questa cosa l'hanno capita, oppure non hanno capito la cosa del svangare le palle, e si vive bene qua, si vive veramente bene. In Albania sarà ancora più pacchia, in Albania è usanza, diciamo, fare libera, è un po' il simbolo, no, della libera in camper l'Albania, e ciò non vale invece per la Croazia. In Croazia praticamente gli rubi turismo agli alberghi, no? Girano voci, leggendo su internet in giro, che i gentili signori degli alberghi praticamente pagano delle persone per andare a tirar sassi, a rompere le balle ai camperisti, e quindi per la Croazia non so come faremo. Beh, ci abbiamo già dormito in Croazia, per quello è vero, in quel parco lì. Cazzo, ma proprio adesso dovete passare, che sto dicendo tutte le cose un po' Piero Angelatiche. Va bene, dai. Guarda, vi ho anche portato l'arte con i miei disegni. Ah, il ragazzo del distributore ce l'aveva detto, occhio che quell'acqua non è potabile, io mi sono caricato 3 taniche da 5 litri. Infatti adesso l'ho fatta bollire bene per fare la pasta e butto la pasta. Se muoio è per questo. Una sensazione di benessere, passami il termine, quasi fastidioso, cioè nel senso è strano, non ho voglia di andare in giro, di fare eccetera, ma contemporaneamente mi sento molto carico, fortemente carico, e sto veramente da Dio. Ho mangiato una super mega pasta, ho 1 chilo di arachidi, 4-5 bicchieri di vinello rosso, ma sto proprio da Dio. Mi sono fumato anche 2-3 cicche, ciò nonostante sto comunque bene. Adesso mi sto buttando su il caffettino, probabilmente ragazzo della vista. So cosa intendo, vieni qua. Cazzo figata. Aspetta, perché la signora mi sta guardando che ho la cintura aperta e i jeans sbottonati, però signora, insomma, non sia così perversa, stia nel suo, guardi le sue cose, che io non ho fatto a tempo a lanciarmi la cintura, insomma, dai, ecco, non mi faccia sentire così porno singano a queste ore del pomeriggio. Guarda che forti questi che hanno l'autobus, quello del Mercedes, no?
che è uno, diciamo, dei furgoni, tra virgolette, sogno dei camperisti vintage, diciamo, no? Solo che purtroppo per la stragrande maggioranza di questi mezzi è necessaria la patente C perché pesano molto. Ovviamente mi sto riferendo a quello a sinistra, non quello a destra. Questa di oggi è la nostra giornata di riposo, un po' la domenica del viaggiatore, no? Niente, una giornata e mezza qui a far niente, cioè niente, abbiamo visitato la fortezza di Gulak, abbiamo fatto il giretto in bici, adesso faremo un altro giretto in bici, però mentalmente non c'è nessun desiderio di scoprire, arrivare eccetera, ma solo di cazzeggiare, di girare qua. Beh, è anche sprecato passarsi il pomeriggio qua, cioè andiamo a fare una giratina in bici, dai, adesso chiamo Giovanni e andiamo. Andiamo a sentire l'altro squinternato. Buongiorno Italia. Che cazzo è? Bisogna passare di qua. Ehi là, aspetta che non vado dentro il fiume, che magari anche qui è umido dentro il fiume. Giovanni! Cazzo, si è chiuso dentro? Porca troia, non sta mica dormendo. Giovanni! Stai dormendo? Che cazzo, io vado a fare un giro in bici. Vieni anche te? Ah? Cosa vuol dire? Ho capito che vuol dire però insomma, cioè c'è un sì e c'è un no. Ah ok, buon, hai detto di sì. Oh, nonostante ci siamo messi così appizzicati, ieri sera mi si spegneva la stufa, come ti ho già detto. Poi è rimasta accesa, però boh, è strano, cioè quando c'è vento all'inizio si spegne sempre. Dopo un po' che resta accesa, resta accesa. Comunque è solo il discorso vento, non freddo o altro, solo vento. La farò vedere che è l'unica soluzione, perché ovviamente su queste cose sono molto delicato, cioè non è che ci metti mano, fai robe, fai da te, magari chiudi sotto, in realtà no, sotto aveva bisogno di aria e dopo combini casini, no. Bello, è quello che volevo fare, cioè farsi un giro di chilometri così a casaccio. Cioè, in queste strade in Serbia, no? Che dici sei su questi posti sconosciuti, bello, via, così. In bici, soprattutto in bici. La bici ci deve essere sempre, la bici è un qualcosa di mistico. Mi fermo perché ho seminato Giovanni di brutto, cosa sono queste qua? Tipo dei traghettini per portare sassi e cose, per fare le costruzioni. Comunque è bellissimo, cioè essere in queste stradine così nel niente, bello, in Serbialandia, bellissimo. Oh, da noi fa scalpore se butti un divano, no? Qua ti butta il camion direttamente, guarda che roba, andiamo il camion qua così, vabbè amati. Oddio, un cane selvatico, poretto, allora già lo vedi che è pieno di zecche, io non ho neanche niente da dargli da mangiare. Ciao Tato! No, tranquillo, non ti faccio niente, povera bestia. Tranquillo, Tato. Tranquillo. Bravo, stiracchiati. Non succede niente con me, vai tranquillo. Povera bestia, guarda, un occhio mezzo chiuso e la testa piena di zecche. A me dà fastidio vedere ste robe, però non puoi neanche sobbarcarti di tutti i mali del mondo. Cioè, della serie cosa fai? Te lo porti a casa? E se quante migliaia ce ne sono a portarti a casa? E poi te il CP in camper, vi voglio vedere. Ti pincia via il CP? Non muri. Poretto, va la zecche. Mamma mia, mi dà fastidio a me vedere un cane con la zecca, ti viene tipo da fare qualcosa, no? Cioè come fosse tuo. No, vai tranquillo. Poretto, si vede che è stato scacciato. No, tranquillo, non ti faccio niente. Si vede che è stato scacciato da qualcuno, allora vede l'uomo e ci resta male. Vai tranquillo, me ne vado, così stai tranquillo, dai. È un mondo difficile, ragazzi. Oh, serve camion? 3.000 euro, guarda qua, guarda che ben. Guarda che puito. Sai, basta giusto infilargli un po' le gomme, però insomma vedi, carrozzeria è preso anche bene, no? Dietro lo puoi allestire camper, 3.000 euro è un buon affare, no? Scrivimi. Figata ragazzo. Guarda, camper senza autostrada e bicicletta e ti vivi veramente i posti. Qua siamo in un borghetto così a caso, perché è a caso che trovi la tipicità delle cose, non nei paesetti turistici, no? Eccolo là, guarda, ramarro. Ramarro. Ciao Velessa. Addirittura. Ma
Ah, sono venuto qua a fare un video. Ma no, che esagerazione. Sì, Poletta, guarda, quella tutta a destra è senza zampa. Si vede che qua avevano fame e hanno già iniziato a farci lo spuntino. Tranquille, sto facendo un cazzo. Bello sto borghetto, però guarda che roba. Bello, gente è veramente molto cordiale, cioè vengono fuori, ti salutano, chiacchierano, ti spiegano. Il tipo prima ci ha chiamato quando è tornato fuori Ramarro, cioè proprio eccezionale. A me piacciono ste robe, capito? Mi piacciono tanto. Guarda che abbiamo anche le 128 italiane, che però quelle là sono le Yugo. Una volta praticamente avevano venduto la Fiat, avevano venduto il progetto delle 128 in Romania e altri paesi dell'est. Loro però hanno rifatto il culo dietro, hanno fatto un po' fatto in modo loro. Però sono i nostri 128 con le nostre meccaniche e tutto. Simpaticissimi sti borghetti. Allora, che ci credi o no, ci hanno mandato via delle oche da guardia. No, non sto scherzando, mi ha corso dietro una. Porca troia. E questo è il fiumiciattolo delle oche praticamente, è pieno di oche lungo tutto sto canaletto, diciamo, sto ruscello, forte. Molto, molto bello sto posto, mi piace tanto. Ah, guarda lì al centro, la vedi? Non mi ricordo il nome di quella macchina, c'è anche qualcuno in Italia. Qui è strapieno e hanno anche le gomme da fuoristrada. Il cimitero delle barche, però il signore che c'è dentro ci ha mandato fuori, per carità, molto gentilmente, diceva che è pericoloso. Appunti di viaggio, qua quando salutano, quei pochi che parlano inglese ti dicono good luck. Sì, però capo mio, dai, barchette, montare sulle barchette, insomma, ste robe, guarda. Ah, tutte ste robe tipiche a me precluse. Mi precludete la tipicità, cazzo? Oh Italia, io te la puntinerei anche l'acqua, no? Nei pressi della fortezza di Gulag. È che devi prenderti tipo un anno sabbatico perché viene fuori a 20 ml al minuto. Era qua, on the road again. Oh, però qua ti verrebbe anche voglia di fare le passeggiate, andare dentro qua nel wild, però accidenti, vedendo tutte le zecche che hanno i cani, vista l'esperienza di Zingaro con le zecche, direi che è meglio di no. E quindi proseguiamo, ecco, Giovanni ha già proseguito, adesso proseguo anch'io. Ma sì, è che a me piace prendermi i miei tempi, gustarmi le cose quando voglia, se ne voglia, altrimenti andare avanti veloce, cioè dipende, questa in qualche modo, no, anche la libertà, no? Cioè il fare quello che realmente vuoi, no? Quindi non vuol dire sempre andare lenti, eccetera, vuol dire andare in base a come vuoi andare in quel momento. Io adesso voglio star qui, guardarmi questo gioco di colori che si sta creando. Credo che in fotocamera, insomma, dai, un pochino abbastanza rende anche l'idea, dai. Non è come la realtà, ovviamente, insomma. Però probabilmente se io mi dedicassi un po' a fare della color correction, la chiamano, no? Potremmo anche arrivarci un attimo alla realtà, però insomma, sai, questo è un canale un po' così. Wow, si è alzato un vento bestia e lì abbiamo la tempesta di sabbia da attraversare, porca troia. Oh Italia, guarda qua abbiamo un potenziale sistema di sicurezza. Perché dico potenziale? Perché se uno vuole aprirti il camper te lo apre lo stesso, ragazzo, c'è poco da fare. L'altro in poltrona. Aspetta, mi piglio lo zaino, vengo anch'io. È il giardino temporaneo di oggi. Oh, chiamalo come vuoi, il bar. Il lounge bar, solo che a differenza dei bar che vanno tanto di moda da noi, che hanno le sedie, no, o in mezzo alla strada, oppure addirittura devi stare in piedi dentro la strada, cioè io pago, no, per stare come i pali della luce in mezzo alla strada. Qui abbiamo addirittura, guarda, la poltrona e anche le panchine in questo nostro lounge bar. Mi piace la parola lounge bar, devo ancora capire che cazzo vuol dire, ma mi piace. Mi piace perché praticamente a titolo simbolico, culturale, no?
ho fatto la pipì qua nel Danubio dalla parte della Serbia, così una parte di me andrà nella Romania, così in qualche modo posso essere sicuro di dire sono andato in Romania. Quindi Italia, aggiungiamo la Romania alle nostre tappe. Sì. Guarda l'oseo forse tipico. Fermo là, volatile, che devo capire. No, sei andato via, sei un po' sociale, dovevamo vedere un attimo che specie appartenevi. Questo mi sembrerebbe l'Ipericum perforatum o erba di San Giovanni o schiacciadiavoli. Diciamo che la usavano nell'antichità come cicatrizzante, no? Venivano spremuti questi fiori e creavano un olio che serviva per cicatrizzare. In altri paesi viene utilizzato anche come antidepressivo, lo vendono anche da noi in delle erboristerie, ma guarda che formica gigante là sotto. Ciao formica gigante. E dicevo, però la quantità diciamo vendibile per legge non è necessaria a creare l'effetto antidepressivo. E i colori di oggi, questi no, non li conosco. L'abbiocchetto, E domani abbiamo ancora roba in Serbia da vedere, sì. Oggi mi sa che non ci sarà il tramonto di ieri, te lo ricordi, no? Tutto rosaceo, bluastro, è stato stupendo ieri, veramente. Spero che i video siano venuti bene, perché sai, quando c'è poca luce, insomma, se usi la messa a fuoco in automatico della Sony non è che renda tutto quel granché. Io sì, potrei usarla anche in manuale, però sai, quando giri così con lo stabilizzatore o hai pochi tempi, no? Perché il sole stava andando giù a vista d'occhio, grazie camion che sei passato e anche grazie Corriera mentre io facevo questi discorsi, devi essere veloce, no?